Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte. Questo è il secondo appuntamento di questa settimana dedicata ad Enigma, la mostra che si è tenuta dal 20 dicembre all'11 gennaio a Cesena, e sono in compagnia del secondo ospite, Giulio Neri. Ciao Giulio, ciao, benvenuto tra noi. Anche tu, artista di fama internazionale, conosciutissimo, è un onore per me averti qui. Passiamo dalla scultura. La scorsa puntata abbiamo avuto qui uno scultore a un decoratore, perché tu sei principalmente anche un decoratore, no? Pittore, decoratore, scultore, qui sono diverse le cose. Un artista a 360 gradi. Ecco, entriamo subito nel vivo del tuo operato artistico, entriamo subito nel vivo della tua arte. Parlaci delle tue opere, di come si inseriscono in Enigma e più in generale delle tue tecniche. Allora, io inizierei col dire come sono arrivato a queste decisioni, perché quelle che faccio ultimamente sono frutto completamente della mia fantasia e creatività, chiamala come vuoi. Scusate, però per arrivare a questo, secondo me, tutti devono fare un percorso, chiamiamolo accademico, nel senso che bisogna prima cominciare a disegnare, a conoscere i colori, quindi non è che uno prende in mano un pennello, sono un pittore, sì, sei un pittore neofita, però poi devi dimostrare nel tempo quanto sei bravo o se sai fare le cose. Una volta, io ci ho messo 40 anni perché sono molto autocritico, quindi prima di dire incomincio a fare qualcosa di mio, cioè voglio scoprire se ho fantasia e creatività, prima mi sono imposto un certo dogma, diciamo. Prima devo fare tutto quello che hanno fatto gli altri, quindi le velature, gli affreschi, tutti quei percorsi lì ho voluto provare, studiando pittori vecchi maestri, a ripetere le loro opere, e quindi quando riuscivo a ripetere, allora quello lo so fare e sono andato avanti. Ah, quindi procedevi per step, no? Prima ti confrontavi a volte tornavo anche dietro ad uno step se non ero soddisfatto, perché i passaggi se li salti poi paghi il conto alla fine, in tutti i lavori, anche nel tuo, per dire, no? È così. Poi arrivato a un certo punto, dopo esattamente 45 anni di questi scalini, quindi la scala era stata una scalata. Un po' di strada ne avevi fatta? Ho deciso, e adesso ti dico un aneddoto, cioè a un certo punto stavo facendo un affresco su i Malatesta di Rimini, Pandolfo Malatesta, un signore di Rimini, Piero della Francesca, si vede di profilo, che se lo vedete tutti lo riconoscete, mi piaceva molto, ho provato a fare questo, no? E mi era venuto, mi mancava un ultimo passaggio. A un certo punto gli ho dato un pugno, l'ho tirato contro il muro, infatti si è mezzo rotto. Perché ho detto, ma basta, adesso devi avere il coraggio di uscire fuori da questo, è inutile che insisti. Quindi tu rimanevi sempre bloccato nella mia autocritica, cioè secondo me dovevo fare di più, dovevo fare di più. Non arrivavi mai a dire, bene, il quadro, il dipinto, la mia opera è finita, no? No, cioè io ho detto che quando studiavo gli altri, cioè a un certo punto ero meticoloso nel cercare di ripetere i tratti, i disegni, i colori, tutto quanto. Poi praticamente tutto il resto, al di là di questo studio, è sempre stato uno studio, perché fare un paesaggio, una natura morta, quindi uno studio con proporzioni, prospettiva, tutte quelle cose le ho fatte, ma a un certo punto è arrivato il momento che ho dovuto dire a me stesso, adesso fammi vedere se hai farina del tuo sacco. Fammi vedere quello che sai, quello che c'è dentro di te. Quindi perché tu ti sei distaccato un po' dalla... Ho cercato di fare cose che nessun altro avesse fatto prima, almeno per me, e così mi è stato detto. Quindi le fusioni di stagno, tipo quel quadro che... Questo qui che abbiamo lì. Questo qui è? Fly Dog, il cane volante. Ecco, spieghiamo sì, allora, fantasia nella creatività, a questo punto ho lasciato da parte tutto quello che erano gli apprendimenti scolastici e il mio percorso da autodidatta, dicendo adesso vai, come si dice, a scatto libero, no? Perché non guardi più la forma, non guardi più le proporzioni, non guardi più niente, devi essere come un bambino, naturale. E quindi io facendo queste fusioni ho cominciato col fondere lo stagno nell'acqua casuale, poi prendevo un pezzo che mi piaceva e quello subito mi ispirava, cioè mi bastava vedere due pezzi, mi ispirava e andavo avanti, cioè non è che io ho progettato il cane volante, ma con una colata di stagno mi è venuto fuori quell'accenno di testa e il resto ho fatto il cane volante, capito? Quindi è uno sviluppo in itinere, no? È qualcosa che prende forma. È un'osmosi tra me e la materia, diciamo. Io praticamente
per me è il caso, ecco, diciamo che io uso il caso, nel senso che, come tanti, uso il caso nel senso... Come tanti artisti, soprattutto, gli artisti si affidano molto. Adesso artista lo dici tu, io è una cosa che non posso definirmi da solo, perché anche su questo potremmo aprire un altro discorso. C'è anche il discorso di pittori che si definiscono artisti, penso che nessuno possa dirlo. Quando un pittore è davvero un artista? Cioè allora, dopo aver fatto tutti i percorsi che dicevo prima, deve cercare la sua strada, cioè per me al giorno d'oggi la chiave è questa, qualcosa che nessun altro ha fatto prima. Sì. Quindi è tua, farina del tuo sacco, tu prima hai dimostrato però di saper dipingere, di sapere le varie cose, e dopo aver fatto questo, anche come me, queste cose che sono mie più altre, io per me non potrò mai dire che sono un artista, lo devono dire gli altri, cioè sono critici, sono gli addetti ai lavori, è come dire che io da solo dico adesso, vabbè, adesso sono un docente universitario, mi laureo e poi vado a insegnare, cioè, non puoi darti. Poi un domani, va bene, gli altri mi dicono è un artista, io potrei anche dire sì, sono un artista, ma non mi piace, non mi sembra proprio una cosa che uno di se stesso non deve mai dire. Quindi tu credi ancora negli addetti ai lavori, mi hai detto, no? Credi ancora nell'esistenza nel ruolo della critica? Perché tu apri una parentesi importante, fa parte di una delle domande che ti volevo fare, tra l'altro. Come vedi l'istituzione museale, il museo nei confronti dell'arte attuale, dell'arte contemporanea, dell'arte presente? Parlo di arte contemporanea perché di fatto la tua si inserisce all'interno dell'arte contemporanea, no? Dell'arte presente. Il dibattito tra luogo museale e arte contemporanea ultimamente è molto forte, no? Cioè come il museo si apre all'arte contemporanea in un momento in cui l'arte contemporanea sta sempre andando verso la performance, verso nuovi linguaggi, verso qualcosa che non è più soltanto materiale. E dall'altra parte c'è il tuo lavoro, che invece è tutto basato sulla materia. Io sono rimasto legato, sono andato avanti con la creatività e la fantasia, ma sono rimasto legato a dei canoni, cioè io ad esempio non arrivo all'astratto, al massimo arrivo a un simbolismo, non qua, in altri quadri, è un accenno di figura, magari con simboli e tutto quanto, perché cioè, il mio carattere è così, cioè io devo far vedere quello che faccio, no? Io non sono uno di quelli che dice l'arte non si racconta, l'arte si parla, non è vero. Tu mi chiedi di quel cane, io ti dico tutto, come è nato, il perché, il per come, perché l'ho fatto io e lo so. Quelli che dicono i quadri non si spiegano, è perché non hanno fatto delle cose casuali e non capiscono neanche loro cosa hanno fatto. Questa è la realtà, è inutile che ci pigliamo in giro. Poi per il discorso di prima, i musei con l'arte contemporanea, le varie installazioni che si fanno adesso, dalle quali io sono molto distante, non mi interessano neanche, forse perché non sono più abbastanza giovane per essere interessato, però ho scelto una strada diversa sicuramente. Io penso che i musei si comportino come si sono sempre comportati, cioè, non credo che i pittori famosi nel tempo siano diventati pittori famosi perché erano bravi. Cioè, prima devi cercare di essere bravo, poi devi essere fortunato nella vita, incontrare, come io ho incontrato il curatore giusto, Vincenzo Cignarale, che se no io non ero nessuno. Il curatore della mostra, un po' il mentore di questi cinque artisti. Però una persona che ha avuto fiducia in me mi ha fatto fare tantissime mostre all'estero e se Neri Giulio adesso è conosciuto è per merito suo e mi ha stimolato ad andare avanti. Come lui ci sono poi dei critici onesti, critici disonesti, quelli che se non li paghi non fanno. Ci sono musei che pretendono cose, musei che ne pretendono altre, ma questo è sempre stato diciamo che adesso forse i musei vivono un po' l'ansia dell'attrazione del pubblico, no? Che è importantissimo, per carità, cioè, a mio parere il ruolo del pubblico è quello che completa l'evento artistico, il processo dell'arte. Infatti anche una mostra, quindi il riscontro del pubblico è assolutamente importante, però a volte rischia di lenire. Rischia di qualificare la stessa arte. Perché l'arte si fa sempre più mercato, perché si fa sempre più comunicazione e anche questo diciamo è importante, però ovviamente a giuste dosi, no? Sì, anche perché l'arte al giorno d'oggi
onestamente parlando, è molto difficile criticarla, perché... Perché è molto difficile capirla. È molto difficile capirla, sono state aperte tutte le porte, come dicevo prima, perché io sono stato autocritico, ho voluto fare tutto il percorso, perché io non condivido, se mi viene qui un ragazzo, mi fa vedere una sua opera, magari astratta, e mi dice guarda cosa ho fatto io, che bello, oggettivamente potrebbe anche essere bello così all'occhio, ma io gli chiedo fammi vedere cosa hai fatto prima, tutto il tuo percorso, perché non ha senso quell'astrazione che appunto deriva da abstrarre, tirar fuori, se tu non hai fatto niente prima. Quindi spiegami quello che hai fatto e spiegami. Quindi tu pensi che dietro, non generalizzando ovviamente, dietro molte esperienze artistiche attuali soprattutto, ci sia una inconsapevolezza, Sì. Di questo ne sono sicuro, che ci sono molti artisti che fanno quello che fanno. Io, come ti ho detto prima, ho scelto il caso, no? In alcune pittosculture. Scelto il caso significa che il caso nel trovavi senso, per serendipiti, trovavi le cose mentre le facevi? Cioè, è come appunto se tu guardi le macchie appunto di Rochard, che c'è chi vede una cosa, io ne vedevo 10 quando facevo le prove. Allora, è come se un maestro ti fa 2 segni sulla lavagna e ti dici tirami fuori qualcosa. Io questo è un problema che fortunatamente non ho, quindi come faccio una fusione al primo schizzo, allora da qui posso fare questo, questo e quest'altro, e poi il resto lo costruisco io. Certo. Quindi non ho Ti blocco un attimo perché certo. Il tempo è quello che è e voglio invece concentrarlo a parlare delle tue tecniche, perché so che tu ne hai davvero tante, sì. Dal fuoco lavori molto con le fusioni, no? Sì. Ecco, io sono molto materico, diciamo, perché anche come indole sono materico, quindi, però cerco sempre dei contenuti nella materia, qualcosa di, non dico tanto filosofico, spirituale, sì, però un qualcosa di più etereo, perché il cane volante... E quali sono i tuoi contenuti? Cioè, le mie, scusa? I contenuti delle tue opere, se tu dovessi spiegare. Allora, i contenuti sono che per me tutte le cose che faccio non devono essere solo una forma, ma devono dire qualcosa. Quindi il cane volante, al di là della forma che è fuori dal normale, il fatto stesso che un cane volante non esiste, quindi andare contro le regole, usando le regole. Cioè io ho fatto un tragitto di ricerca, di pittura e tutto quanto, poi sono uscito fuori, non guardo più le proporzioni e tutto quanto, vado contro le regole completamente. Se devo fare un nudo non guardo più la lunghezza di un braccio, vado istintivamente, lo rifiuto perché l'ho già fatto, l'ho fatto per tanti anni e adesso basta. E quindi contro le regole cosa c'è di più che un cane volante e così tante altre cose, no? Quindi liberare la fantasia, il contenuto si affianca anche ad una tecnica di riflesso. Perché... Certo, perché quello non è solo fusione, lì ci sono anche colle fuse sopra, resine. Ecco, spieghiamo come... Allora, io prendo normalmente tavolette di legno di varie misure, a volte le recupero, anche quelle lì. Poi faccio delle fusioni di colla di vari colori, o preferibilmente il nero e il rosso sono i colori che mi piacciono di più, e queste fusioni di colla creo quello che è il fondo. Poi comincio a fare le fusioni con lo stagno, barrette di stagno che fondo e butto nell'acqua. A questo punto bisogna stare attenti perché schizza anche, quindi a volte ti si attacca in testa, così. Se mi soddisfa poi l'acqua naturalmente gestisco anche quella, perché più alta dà un risultato, più basso un altro, mettendo un oggetto prendo un minimo di stampo e ci sono diverse. Dopo, diciamo, come diceva un mio vecchio maestro, quelle sono le birichinate che poi uno mette insomma è tutta una costruzione mia, dall'A alla Z. Quindi tutte tecniche tue, scoperte da te, perfezionate da te. Questo fanno sicuramente di te un artista, e lo dico anche nonostante non sono proprio una detta ai lavori, però mi permetto di dirlo perché hai saputo reinventare delle cose tue, sempre guardando dietro, guardando la tradizione, sicuramente questo ti rende un artista così. Molto apprezzato. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. È volato. Il tempo è volato, è stata una conversazione piacevolissima. Saluto il nostro pubblico, vi aspetto domani sempre qui a Di Arte, sempre con un altro protagonista di Enigma. Ciao a tutti.